è la principale azienda italiana per servizi ambientali, la seconda utility o multi-utility che dir si voglia, controllata dai comuni delle province emiliane e romagnole, fornisce servizi, come abbiamo detto. E si è parlato di questa vicenda molto molto poco. Della vicenda, come vi dicevo, si è occupato Manes Bernardini, e anche oggi mi pare se ne discuta in Consiglio Comunale a Bologna, e con noi dovrebbe essere in questo momento proprio Manes Bernardini. Buongiorno intanto Bernardini. Buongiorno a tutti voi. Allora, la questione di cui parliamo oggi è una questione di cui si è parlato molto poco innanzitutto, e è venuta fuori tra l'altro alla conoscenza della pubblica opinione dopo tanti anni e dopo una vicenda giudiziaria della quale poi parleremo magari a parte. Intanto se ne parla oggi in Consiglio Comunale e stiamo parlando insomma di veleni che sarebbero stati seppelliti nel centro della città di Bologna da parte di una società controllata dal gruppo Hera, il colosso di cui dicevamo prima dell'energia, dell'ambiente, dell'acqua e del gas, una cosiddetta multi-utility con numeri spaventosi per quanto riguarda i ricavi, fatturati, gli utili, e che distribuisce un bel pacchetto di milioni anche alla città di Bologna, al comune di Bologna, no Bernardini? Sì, il tema è molto complesso, riguarda un'area praticamente, per chi conosce anche un po' Bologna, vicino alla stazione. Infatti l'area stessa è interessata anche dal tracciato dell'alta velocità, altro problema che magari svilupperemo in seguito, e si tratta di un'area storicamente adibita a stoccaggio di gas per parte di Hera, e durante una serie di operazioni si scopre che sotto il terreno erano stati stoccati tutta una serie di elementi che servivano per le lavorazioni anche del gas, compreso cianuri, e che sarebbero stati tuttora oggi dimenticati sottoterra. Considerate che però lì sotto ci sono le falde acquifere del comune di Bologna e passa anche il tunnel dell'alta velocità treno che magari tutti noi prendiamo quando facciamo la tratta a Milano. Ecco, lei Bernardini, lei ha posto proprio questi quesiti. Intanto, dove sono finite queste 1500 tonnellate, una quantità enorme di rifiuti tossici molto pericolosi, poi ne parleremo, e poi se c'è stata appunto contaminazione della falda acquifera, perché queste domande non hanno ancora avuto risposta sostanzialmente, neanche dall'esito processuale che a suo tempo c'è stato, no? Perché tutto è finito in archiviazione nel 2011, i fatti sono del 2008 se non vado errato. Sì, infatti io qua prendo anche spunto, anche se il nostro gruppo parlamentare alla Camera è già informato delle mie interrogazioni e anche di quello che è un po' l'argomento, però bisogna fare un grande pressing giù anche a Roma con le interrogazioni, perché qui abbiamo in ballo addirittura il ministro Galletti, che è di Bologna, il ministro oggi dell'ambiente, che guarda caso il giorno prima che è uscito l'articolo su Hera era in visita alla sede centrale di Hera incontrando tutti i capi di Hera, e abbiamo un problema anche di, ripeto, potenzialità a rischio per la salute pubblica, perché la prima falda, che non è quella che interessa l'acquedotto di Bologna, però risulta essere già inquinata, la seconda falda, che dista solo 15 cm dalla prima, è potenzialmente inquinata, e l'ultima, che è quella veramente da cui si attività anche l'acqua che esce dai rubinetti di ogni casa di Bologna, risulta oggi essere non intaccata da questo tipo di inquinamento. Però tutte le preoccupazioni, le perplessità ci sono, anche in merito a quello che è il trattamento di questi rifiuti pericolosi. Ecco Bernardini, adesso vediamo di andare con ordine, perché la vicenda è complessa, però è anche ben raccontabile, e lo ha fatto tra l'altro Antonio Amorosi l'altro giorno su Libero, no? Che credo sia l'unico quotidiano che si è occupato dettagliatamente di questa storia. Quando diciamo Hera, però, Hera SPA, diciamo anche sostanzialmente una potenza non solo economico-finanziaria, ma anche una potenza politica, perché da tempo immemorabile, da un bel po' di anni insomma, a guidare la società c'è un uomo che ha avuto un tragitto nella politica molto forte, Tommaso Tommasi di Vignano, che qualcuno ricorderà all'epoca della sostituzione, diciamo così, abbastanza curiosa e rocambolesca e particolare dei vertici dell'allora Telecom Italia STET, Biagio Agnes e Ernesto Pascale,
di cui Tommaso Tommasi di Vignano prenderà il posto, per poi diventare protagonista della stagione della grande privatizzazione di Telecom Italia, che sappiamo come è andata a finire, ma anche della vicenda Telecom Serbia. E ce ne sono agli atti dei lavori della commissione di inchiesta su Telecom Serbia diversi passaggi che riguardano Tommaso Tommasi di Vignano, uomo sostanzialmente di Romano Prodi, tanto per essere sintetici, o no, Bernardini? Ma la ricostruzione è perfettissima. Aggiungo solo che oggi l'ERA rappresenta per il PD la cassa sui soldi. Voi pensate solo che noi come azione del Comune di Bologna, come dividendi, prendiamo una cifra attorno ai 13-15 milioni di euro l'anno. Abbiamo tutta una serie di operazioni, contratti di appalto riguardanti la gestione rifiuti, pulizia strade, piano neve, tutto in capo ad ERA, con delle commesse milionarie ogni anno che facciamo solo come tutti i comuni della provincia di Bologna, come il comune di Bologna. Poi c'è la lottizzazione in capo ai CDA, in capo alle nomine, tutte nomine politiche e partitiche, sempre fatte ad uso e consumo del PD. Questo è il mostro ERA, che è questa grande multi-utility che ha ucciso le municipalizzate, che ha privato di potere di controllo i comuni e che oggi gestisce il servizio pubblico in tutto e per tutto, partendo, ripeto, dall'acqua, dal gas, dalla pulizia strade, piano neve, tutto, illuminazione pubblica. Quando parli di ERA parli di ordinaria e straordinaria manutenzione di quello che è veramente tutto una dimensione comunale, sovracomunale, come di fatto lo gestisce. Quindi lei ha detto ERA è la cassa del PD. Era la cassa del PD, perché lì ci sono i soldi che poi vengono distribuiti ai sindaci, che sono azionari e hanno quote di partecipazione. Il Comune di Bologna ne abbiamo un dividendo molto importante. Voteremo a breve una proposta di vendita di azioni ERA che sono libere, ossia che non fanno parte di quel pacchetto necessario per una partecipazione pubblica all'interno di questa multi-utility, ma lì c'è oggi il fulcro del potere economico pubblico, tutto concentrato all'interno di questo veramente mostro. Io ho sempre definito un mostro e oggi il mostro sta partorendo anche purtroppo le prime disgrazie in capo a quello che è tra l'altro non sono neanche pochissime le vicende giudiziarie, oltre a quella di cui stiamo parlando, che riguardano ERA o società controllate. Però, Bernardini, vediamo di andare un po' con ordine. Io parto dall'articolo che abbiamo letto in rassegna stampa velocemente l'altro giorno e da una frase che è stata intercettata, pronunciata da un dirigente di una società controllata della ERA SPA, la società Sotris, che mi pare sia la società di ERA che si occupa anche di rifiuti speciali, rifiuti tossici, no? La frase è la seguente: l'elefante bisogna farlo a fette perché se lo mangiamo tutto intero non ce la facciamo a digerirlo, dice questo dirigente della Sotris, società controllata di ERA SPA, e sta parlando, l'elefante sarebbe in pratica le 1500 tonnellate di rifiuti tossici pericolosi che la società dice di aver trovato a Bologna in un cantiere aperto di fianco agli uffici, nella sede che lei ricordava prima. Siamo praticamente in piena città. I funzionari della società non sanno come farli sparire. Questo il 28 maggio del 2008. Come ci si arriva a questa intercettazione? Attraverso un'altra indagine su appalti truccati. Quindi la Guardia di Finanza, delegata come polizia giudiziaria, ascolta il riferimento a quest'altra storia, che peraltro appunto non verrà mai conosciuta dalla pubblica opinione praticamente fino al maggio di quest'anno. Come mai intanto non si è mai conosciuta questa vicenda, Bernardini? Non si è mai conosciuta perché vi faccio un esempio così che ci ascolta capisce. È come se la polizia viene a fare una perquisizione in casa di un cittadino per cercare delle armi, non trova le armi ma trova dei cadaveri e dice: guarda, non ho trovato le armi, ho visto i cadaveri, ma dormi tranquillo e sereno perché sei a posto. Qua hanno fatto uguale, hanno fatto delle intercettazioni per scoprire un reato, hanno scoperto tutto quello che è questo casino di rifiuti tossici e hanno detto non ci interessa perché non cercavamo altro, abbiamo ascoltato e sentito che c'è anche questo problema, ma come procura archiviamo tutto. Questa è la cosa pazzesca di questa storia, perché, ripeto, chi doveva vigilare, controllare e giudicare certi comportamenti per averli sentiti ed ascoltati tramite intercettazioni telefoniche non l'ha fatto, semplicemente perché le intercettazioni telefoniche erano indirizzate a trovare altro. Quindi l'elefante è passato davanti agli occhi, ma nessuno ha finto nemmeno di vederlo, diciamo così. L'elefante delle la cosa mille... brutta
se mi posso permettere, è che Prego. hanno visto, l'hanno conosciuto e hanno insabbiato. Cioè, qua, quello che sta succedendo a Bologna, ragazzi, è una cosa veramente a 360 gradi. Allora, Parte da ERA, si arriva alla procura, si arriva e si chiude il cerchio con tutto quello che è un sistema di controllo pubblico, perché una procura non mi può dire ti vengo per acquisire in casa, non trovo le armi, trovo la droga e sono venuto per le armi non c'erano, quindi la droga te la puoi tenere, sei tranquillo e sereno. No, se tu vieni in casa mia e fai una perquisizione, se permetti, se trovi qualcosa di illegale, e sino a armi, sino a droga, io ho un comportamento che non è attinente a quelle che sono le regole che disciplinano il codice penale. No? Questo vuole la legge, no? È la famosa obbligatorietà dell'azione penale, diciamo così. Allora, se, ripeto, si procede, come spesso hanno detto, anche a fronte di lettere anonime, si aprono fascicoli, qua addirittura ci sono delle intercettazioni, c'è della gente che spiega per filo e per segno cosa sta capitando, cosa stanno facendo per occultare quello che hanno trovato, ma nonostante questo viene tutto chiuso. Anzi, insabbiato, proprio un luogo non procedere. 2011. Io penso che tutti i cittadini che hanno magari guai con la giustizia vorrebbero avere un trattamento di questo tipo. Tra l'altro, lei diceva giustamente, gli intercettati le dicono chiare le cose, dicono intercettati che HERA non vuole comunicare niente a nessuno, cioè l'elefante va tenuto nascosto, le 1500 tonnellate di rifiuti tossici assai pericolosi, e vuole fare in fretta, dicono gli intercettati, che parlano di 2 vasche piene di cianuri e naftalene, sostanze cancerogene, volatili, perciò assorbibili anche attraverso la respirazione, oltre ad altre sostanze che sono addirittura mutagene, cioè cambiano il DNA. Stiamo quindi parlando, credo, di sostanze assai pericolose. La Sotris, la società controllata dalla ERA che si occupa di rifiuti industriali, è poi stata indagata e mi pare lo sia ancora oggi sotto indagine dalla Procura di Milano per traffico illecito di rifiuti tossici, ma questa è ancora un'altra vicenda giudiziaria, la terza fra quelle che abbiamo nominato fin qui. Il tutto si svolge, dicevamo, al centro di Bologna e nel 2008. Nelle 2 vasche non previste, dicono ancora i funzionari intercettati, c'è della robaccia. Quel che pare di capire è che i responsabili di HERA, non solo della società controllata e i funzionari intercettati, sono al corrente, perché a un certo punto si recano sul posto, no, Bernardini? Sì, ma la cosa veramente strana è che noi come Lega Nord stiamo seguendo la cosa da più di un anno, perché io la prima interrogazione l'ho fatta più di un anno fa. Poi l'abbiamo seguita un paio di mesi fa, prima di incontrare una nota trasmissione televisiva che sull'argomento si sta interessando. Ma cosa succede? Succede che su quell'area inizia un'operazione immobiliare speculativa tramite concessioni edilizie da parte del Comune di Bologna. Dovevano costruire uno studentato, un parcheggio sotterraneo multipiani, dovevano fare varie opere perché comunque è una parte importante della città, nel cuore della città. Quando iniziano a fare queste opere, iniziano a scavare perché giustamente devono dare seguito alle autorizzazioni edilizie, è lì che scoprono tutto quello che c'è sotto, lo stoccaggio di questo materiale tossico. Quando lo scoprono, invece di attivare tutte le procedure previste dalla legge per il trattamento dei rifiuti speciali, loro cosa fanno? Chiudono il barattolo e dicono nascondiamolo, occultiamolo, perché qui è un gran casino andarlo a gestire da un punto di vista di procedure legali e autorizzative che sono quelle che vanno rispettate in questi casi. Quindi hanno cercato, da quello che ho capito io, di fare proprio i furbi. Hanno trovato sotto lì tutto questo materiale, non hanno saputo gestire la cosa, perché comunque Però scusi Bernardini, le volevo fare una domanda a questo punto, ma siccome diciamo lì evidentemente se le cose sono andate così, la società doveva sapere che lì sotto c'era il pandemonio, no? E allora cosa faccio? Vendo a un privato, nel qual caso mi pare che poi tutto sia venuto fuori perché un costruttore, diciamo, non c'è stato, no? Un costruttore non c'è stato, ha scoperto l'inghippo, diciamo così, ha detto io qua mi volete fregare, mi volete vendere una zona e poi far ricadere su di me gli oneri della bonifica, invece che di quella che dovevate fare voi, ma avete venduto una roba inquinata, io non lo sapevo. Non sapevo di comprare terreni così contaminati, le bonifiche sono troppo onerose, vi denuncio, ha detto il costruttore in sintesi, no? Però la società sapeva che lì sotto c'era la robaccia, cosa fai? Fai il furbo e la vendi al privato sperando che quello là non se ne accorga o che gli oneri, una volta emersi, ricadano su di lui?
Guarda, questa è una domanda che rimane aperta, perché io sinceramente non mi so dare una risposta del perché non abbiano gestito fino all'inizio questa partita che comunque sapevano che esisteva. O a forza di cambiare i vari personaggi, ripeto, con le organizzazioni politiche e partitiche, qualcuno non ha comunicato nel vari passamano quello che era il problema di sotto, che secondo me è stato ben tenuto nascosto, perché ci sono le fasi dell'acqua di Bologna. Cioè, perché non hanno comunicato queste cose? Perché è di un allarme pubblico, di una potenzialità, ripeto, di allarmismo che è impressionante, perché la gente poi comunque si va anche a preoccupare per quello che, ripeto, esce anche dai rubinetti nella propria casa. E c'è un elemento che nessuno sta valutando, il tracciato dell'alta velocità. Ecco, come si innesta qui il discorso? Ecco, Bernardini, come si innesta questo discorso dell'alta velocità? Perché il tunnel del treno Milano-Bologna-Roma passa praticamente sotto quell'area, tutto lo scavo che hanno fatto. E quindi una delle grosse domande che non ha ancora avuto risposta, ma che rimane lì appesa come un cappio, è sapere il tracciato dell'alta velocità, in che modo è interagito con l'area, perché ci sono anche tutta una serie di capitolati da rispettare tra le distanze della falda e le opere fatte per la TAV, e a questo punto sarebbe interessante andare a verificare se sono state rispettate, cosa hanno trovato, come ha interagito lo scavo con la falda, come ha interagito lo scavo con l'area che oggi risulta essere portatrice in grembo di questo materiale altamente inquinante di rifiuti pericolosi. E questo è un altro punto di domanda grosso e ancora aperto. È ancora aperto, e secondo me lì veramente, anche per dimostrarlo, bisognerebbe procedere in maniera decisa. No? Purtroppo non è una mela che la puoi tagliare a metà e vedi dall'inizio alla fine come è strutturata. Lì è un terreno che lo vai a mettere sotto sequestro, inizi a fare dei sondaggi, inizi a verificare tutto e per tutto quello che c'è, o altrimenti tutte queste domande rischiano di rimanere veramente senza risposta. Però la cosa che è rilevante anche da un punto di vista politico è che era sede a Bologna, oggi il ministro dell'ambiente è bolognese, Galletti, UDC, e guarda caso il giorno prima che esce l'articolo Galletti è dentro la sede di ERA a incontrare tutti i manager e i capi. Allora, a livello parlamentare si può fare un casino, qualche mezzo, basta. Il problema è agire subito, perché comunque oggi dovevo usare un consiglio comunale, per esempio faccio dei grillini che non sanno neanche di cosa stiamo parlando, stanno inondando i loro blog e ogni sito con questa scoperta che abbiamo fatto noi della Lega. Sinceramente oggi quello che mi fa rabbia. No, però lei giustamente dice qua ci vuole anche un'azione politica decisa e immediata. Perché Ci vuole, perché sennò rischiamo anche di regalare una battaglia che stiamo facendo noi da anni, perché ormai è un anno che ci siamo sopra, ma giustamente noi, rispettando tutti quelli che sono anche i passaggi istituzionali con interrogazioni, domande, chiarimenti, oggi, perché è venuto fuori a livello giornalistico in un certo modo, ecco, rischiamo che tutti si facciano belli con una battaglia di legalità, di chiarezza, ripeto, che ha come madre la Lega Nord. Le posso prendere ancora qualche minuto, Bernardini? Adesso abbiamo la pubblicità e poi torniamo in diretta. Grazie. Allora.
23 44 22. Torniamo in onda con Manes Bernardini. Bernardini, allora, il 18 giugno del 2008, infatti, il rinvenimento dell'elefante, come dicono intercettati i funzionari di Hera, cioè delle 1500 tonnellate di rifiuti tossici molto pericolosi, è del 2008. Il 18 giugno di quell'anno i funzionari della Hera comunicano al Comune di Bologna di aver trovato, e all'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, di aver ritrovato l'elefante, cioè i rifiuti appunto pericolosi. La Guardia di Finanza però rileva che la denuncia è parecchio successiva rispetto alla data del reale rinvenimento dei rifiuti pericolosi. Il 28 maggio vengono trovati i rifiuti, mentre nella denuncia la denuncia viene fatta solo il 18 giugno, per materiale rinvenuto il 17, cioè in pratica si prendono 20 giorni per fare che cosa? Per cercare di capire come gestire la partita. Ecco, tra l'altro la legge invece impone al massimo 48 ore per segnalare il ritrovamento di sostanze inquinanti, e se non lo fai ti arresto da 1 anno a 2 se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Su queste basi nasce che cosa? Una vicenda giudiziaria che nessuno conoscerà e che si conclude nel 2011 quando il giudice archivia il tutto dichiarando il non luogo a procedere. Ma se la legge mi dà 48 ore per segnalare, pena l'arresto, il rinvenimento di sostanze pericolose, ed è ovvio che sia così perché devo tutelare la salute pubblica, e io non lo faccio e le denuncio dopo 20 giorni, com'è che arrivo all'archiviazione e al non luogo a procedere? Io questo non me lo spiego. Il pubblico ministero, interpellato da Libero l'altro giorno, praticamente dice non mi ricordo, è passato tanto tempo, non mi ricordo, si vede che non era così grave. No, vi dico, una situazione veramente va a toccare tanti ambienti, tante cose, e va a scoprire un vaso di Pandora. Io sono stato, ve lo dico a microfoni aperti, abbiamo maneggiato nel gruppo regionale della Lega Nord la cosa veramente come se fosse un materiale esplosivo, perché prima la denuncia ci arriva in via anonima, poi alla fine diamo un voto al nome della persona che si espone e che ci viene a raccontare tutto, acquisiamo documenti, presentiamo interrogazioni, però è evidente che chi ha gestito in nome per conto di Hera la cosa l'ha gestita cercando di occultare tutti quei ritrovamenti necessari, quei passaggi che dovevano farsi per cercare di gestire in privato questa partita. Allora, gestire in privato questa partita vuol dire andare a toccare canali che non sono quelli legali, e quindi mi preoccupo perché dico come hanno smaltito i rifiuti, se li hanno smaltiti, se non li hanno smaltiti sono ancora lì sotto, e se sono ancora lì sotto che potenzialità di inquinamento hanno su tutta l'area, in particolare sulla falda acquifera del comune di Bologna. Queste sono tutte domande rimaste aperte, perché comunque, ripeto, ad occhio nudo l'area è visibile da parte di tutti i cittadini di Bologna, perché tra l'ospedale Sant'Orsola e la stazione di Bologna, quindi sui viali di circonvallazione della città, è bella lì che ferma, chiusa, dimenticata, a fronte di concessioni edilizie che davano il via a tutta una serie di opere di urbanizzazione che dovevano in qualche modo ridisegnare Bologna in quell'area, dando sfogo, ripeto, a studentati e quindi anche studenti che dovevano in qualche modo mangiare, dormire su una carriera di fatto, perché di sotto scopriamo oggi che c'è quel che c'è. Bernardini, lei è anche avvocato. Nel 2008 la vicenda poi si conclude nel 2011, le cose vanno così, cioè archiviazione, non luogo a procedere. Però lei diceva prima, è da 1 anno che la Lega ci state lavorando, no? Evidentemente. E a fronte di questo e a fronte della gravità dei fatti di cui abbiamo parlato e di cui si è occupato lei in prima persona, a fronte del pericolo ancora per la salute pubblica che esiste evidentemente, non c'è una sufficiente notizia di reato per riaprire un'indagine? La procura si sta muovendo o no? Questo io non lo so, spero che per l'argomento, per la complessità dell'argomento e anche, ripeto, per l'interesse pubblico che ha l'argomento stesso, sembra doveroso riaprire comunque un'operazione quantomeno di verifica su quelli che sono stati passaggi passati, su quello che è il presente, su quello che può essere anche il futuro, perché comunque se oggi l'area è ancora aggravata da una certa pericolosità bisogna poi adoperarsi per tutte quelle opere di bonifica
necessarie e conseguenti al ritrovamento. Ed è quello oggi un po' quello che interessa la città. C'è tutta poi la partita di responsabilità, omissioni, vedo e non vedo, che quelle, ripeto, penso che debbano essere trattate a livello parlamentare, perché è a livello parlamentare che si possono avere le giuste risposte su quello che è stato l'operato della Procura, su quelli che sono stati gli operati anche di ERA, di tutto il vertice di ERA, e capire dove è stato il cortocircuito. Però, ripeto, questo a livello comunale o a livello regionale è difficile riuscire a portare, diciamo, di fronte delle domande ai soggetti che vorremmo in qualche modo che ci rispondessero. Bisogna cominciare ad attivarsi. Tra l'altro a livello giornalistico, a livello conoscitive, oppure anche con interrogazioni ben precise, per chiedere, uno, al Ministero di Grazia e Giustizia che cosa è successo, e due, al Ministro dell'Ambiente che cosa c'è e qual è la situazione ad oggi. Questi sono i passi. Consideriamo anche che la partita dei rifiuti speciali è una partita, ripeto, che abbiamo già visto con le inchieste che ci sono state in altre città, in altre regioni, una partita che veramente può aprire collegamenti e scoprire magari effetti domino su società che possono essere società anche malsane, nel smistamento e in quello che può essere un riciclo dei rifiuti speciali. Beh, sappiamo che il settore diciamo, è infiltrato dalle mafie, no? Beh, chiaramente. Sì, non lo volevo dire, ma è così. Sì, no, lo sappiamo oggettivamente, non abbiamo detto che in questo caso lo è, però sappiamo che è un settore ad alto tasso di penetrazione mafiosa, sì, di interessi mafiosi. E quindi diciamo ci sono tante cose da verificare, ci sarebbero tante cose da verificare per verificare se sono vere, se non sono vere, e poi soprattutto io non ho capito, ma alle sue domande che risposta è stata data finora? Perché lei le domande le ha fatte precise. Ci sono sti rifiuti e dove sono? Pericolosissimi. Allora, c'è stata contaminazione o no? Della falda acquifera. Esatto, la prima domanda che ho fatto più di un anno fa ha avuto la solita risposta classica: è tutto a posto, va tutto bene. Era una domanda, diciamo, non tanto dettagliata nel merito come è stata la seconda di 3 mesi fa, 2 mesi fa. L'ultima domanda, l'ultima interrogazione che ho presentato in Regione non ha ancora ricevuto risposta, perché la Regione ha chiesto il raddoppio dei tempi per dare la risposta. Quindi già da qui si desume che c'è una certa complessità anche nel fornire risposte alle mie domande. L'articolo di Libero sicuramente ha aggiunto benzina sul fuoco, perché oggi anche l'attenzione mediatica sulla cosa è elevata alla potenza, e quindi mi metto anche nei panni del funzionario regionale, dell'assessore regionale che deve darmi una risposta. Sicuramente oggi sarà una risposta forse ben diversa da quella che sarebbe stata se non ci fosse stato oggi questo, diciamo, coinvolgimento dell'opinione pubblica attraverso lo stampa. Quando è che arriva sta risposta? I tempi scadono verso il 20 luglio, quindi diciamo entro il 20 luglio la Regione, proprio per il raddoppio dei tempi che ha chiesto, dovrebbe comunque fornire la risposta scritta. E in comune? In comune stamattina noi abbiamo, con la mia collega Mica Ponciari, presenterà una domanda. Abbiamo il Movimento 5 Stelle, il PDL, oggi poi tutti si svegliano e cominciano giustamente a trattare l'argomento, ma io penso che dal Comune oggi ci saranno pochissime risposte, perché da quello che emerge il Comune è in qualche modo soggetto passivo di tutta questa partita. Era colui che doveva essere informato, era colui che doveva sapere, era colui al quale sono state emesse le comunicazioni nei tempi e nei modi di legge previsti. Poi sicuramente a livello comunale qualcuno non può non sapere, perché quando hai delle concessioni edilizie, quando hai un piano lavori di opere di urbanizzazione che devono essere fatte e non vengono fatte, magari qualcuno qualche domanda deve essere composta. Però oggi penso che a livello comunale assisteremo al solito scaricabarile, nel senso che il Comune questo sapeva, questo è stato comunicato in maniera oggettiva e a questo si è tenuto. Penso che oggi da qui dal Comune di Bologna uscirà ben poco. Qualcosa forse di più uscirà a livello regionale, perché comunque la Regione, anche col sistema ARPA e tutte le cose che comunque gestisce a livello di tutela ambientale, qualcosa sempre più, ma ripeto, qua la cosa entra a dei pari anche a livello governativo, perché abbiamo il Ministro dell'Ambiente che è bolognese, si chiama Galletti, e quindi se vogliamo portare la partita a livello proprio anche di governo, oggi ci entriamo dentro il governo Renzi con questo polpetto avvelenato in tutti i sensi che nasce da Bologna.
Per il momento Monte Paschi 2. No, infatti, e forse peggio. Per il momento, peraltro, i grossi mezzi di informazione, i grandi giornali non hanno ripreso quello che sarebbe a tutti gli effetti un tema di rilevanza nazionale. Ma guardi, a Bologna i giornali locali nessuno. Cioè, io quando faccio un'interrogazione in regione esce un'ansa, io non faccio comunicati stampa apposta, perché vista la pericolosità dell'oggetto dico muoviamoci quando abbiamo le risposte. Quindi è inutile star qua a fare i pavoni e pavonizzarsi di una notizia, cioè verifichiamola. Il problema è che escono anche le agenzie battute d'ufficio dalla regione, ma sui giornali locali non c'è mai stata una riga fino ad oggi. Non so domani se ci saranno, ma fino ad oggi a Bologna nessuno ha scritto una riga di questa cosa. Bene, noi ci teniamo in contatto, Bernardini. Io la ringrazio per il momento. Manes Bernardini, consigliere leghista da Bologna, che ci ha raccontato questa storia e la seguiremo naturalmente mano a mano, almeno fino al 20 luglio, per avere la risposta ufficiale della regione. E poi vedremo se succede qualcos'altro. Intanto, buon lavoro, grazie a Manes Bernardini. Grazie a tutti voi, buon lavoro. La mazurka, opera 17 numero 1 di Chopin, nella impareggiabile esecuzione di Arthur Rubinstein, che questa settimana ci ha tenuto compagnia per larga parte del nostro percorso musicale. Ma torniamo al percorso dell'attualità e io ho il piacere di dare il benvenuto in collegamento telefonico con noi a Tino Oldani, giornalista di Italia Oggi, l'abbiamo citato anche stamani il suo articolo in rassegna stampa, che ci permette di parlare di un altro dei temi della settimana, ovvero la settimana europea, per così dire, del Presidente del Consiglio italiano e neopresidente di turno dell'Unione Europea. Intanto grazie a Tino Oldani per essere di nuovo con noi e buongiorno Tino. Grazie, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Allora, c'è una notizia, Tino, fresca, che si fa per dire, insomma, una serie di dichiarazioni dei ministri Mogherini e Padoan sui rapporti italo-tedeschi. Non c'è una crisi diplomatica con la Germania, ma una discussione politica anche con altri paesi su come interpretare il patto di stabilità. Lo ha detto la ministra degli esteri Federica Mogherini a Radio Capital. L'Italia sta esercitando un peso europeo nuovo che apre
interessanti possibilità. L'importante è avere un filo diretto con la Germania. Il ministro Padoan, dalla sua parte, anzi Padoan, chiedo scusa perché sennò si arrabbia dandogli una coloratura veneta, non c'è nessun problema, ha detto Padoan, con la Germania. Ieri ho avuto un lungo colloquio con il mio amico Schäuble. Non c'è nessun problema, ha detto di nuovo Padoan. C'è un filo diretto tra Italia e Germania, tra me e il ministro degli esteri Steinmeier e tra Matteo e Angela Merkel, ha detto ancora la ministra Mogherini, aggiungendo che bisogna uscire dall'idea di un'Italia e dei paesi del sud Europa contro quelli del nord, perché abbiamo obiettivi comuni. Quindi si tratta di capire come condividere questa volontà e trovare strumenti concreti per uscire dalla crisi e rilanciare l'economia europea. Tradotto, Tino, secondo te? Ma l'Europa sta facendo la conoscenza non della generazione Erasmus, ma della generazione Pinocchio che si è insediata al governo. È una generazione che praticamente sta cominciando a distribuire in Europa quelle bugie, chiamiamolo così, che da mesi va distribuendo in Italia, scambiando per riforme delle slide oppure delle linee guida che sono, diciamo così, dei tweet buoni per fare titoli sui giornali dell'indomani, ma che non riescono questi Pinocchio a tradurre in articoli di legge e cose che abbiano un vero senso sul piano del governo. Perché dico Pinocchio? Intanto perché è toscano. Sì, a parte che è toscano come Renzi. Renzi si è presentato come rappresentante della generazione Erasmus, ma è un fatto che lui i corsi Erasmus all'estero non li ha mai fatti. Nel suo governo, che è tanto giovane, l'unica ministra che ha fatto un corso Erasmus è la Mogherini, ministro degli esteri. La Madia, che è la più giovane, si è presentata pure lei in campagna elettorale come rappresentante della generazione Erasmus, e questo mi fa venire il dubbio che in realtà Renzi si sia appropriato di uno slogan della Madia, ma anche la Madia non è mai stata a un corso Erasmus. Questi sono ministri bravissimi nel vendere una merce che non hanno, e poi se uno scava appena sotto la crosta scopre che si tratta di cose assolutamente inconsistenti. Se poi andiamo al dunque delle dichiarazioni di questa mattina di Padoan e della Mogherini, c'è poco da fare. Padoan in aprile aveva chiesto con una lettera ufficiale strombazzata da tutti i giornali il rinvio di un anno del pareggio di bilancio dal 2015 al 2016 perché non c'erano le condizioni. Per 2 mesi si è andato avanti nell'illusione seminata a piene mani dai giornaloni che sostengono il governo che questo rinvio di un anno ci fosse stato. Pochi giorni fa è venuto fuori chiaramente che questo rinvio non c'è e che il giudizio del Consiglio europeo sulla situazione finanziaria dell'Italia è più grave di quella che aveva verificato all'inizio di giugno la Commissione. Tutto questo messo insieme a una serie di distinguo, se vuoi ne parliamo, che hanno fatto negli ultimi giorni non solo gli stessi giornali che finora sostenevano Renzi, ma persino degli autorevoli centri studi, dimostrano che i conti del governo non sono a posto, che si annuncia una manovra e che per evitare che la manovra sia molto pesante il governo rischia di mettere sul mercato l'argenteria. Se posso dire un'ultima cosa prima di passarti la parola che più mi ha colpito stamattina leggendo i giornali è la parola zavorra. C'è un pezzo di Repubblica che dice che siccome i conti non tornano, quando la mongolfiera non si alza, che cosa fa il comandante della mongolfiera? Butta a terra la zavorra. Siccome la mongolfiera di Renzi non riesce a librarsi nel cielo dei successi, che cosa pensano di fare? Di buttare giù come zavorra il 5% dell'ENI, il 5% dell'Enel, cioè di vendere quote pregiatissime di aziende che vanno bene
in un momento non facile per il mercato, perché le altre privatizzazioni tentate finora, dagli immobili, la vendita delle caserme, le auto blu, la vendita dell'Eneva e di altre cose, non sono minimamente riuscite, compreso il fallimento ultimo della vendita delle azioni Fincantieri. Mi fermo qui perché credo che per fotografare la generazione Erasmus-Pinocchio a questo punto non basterebbe un libro, quindi non voglio rubare tempo a te e agli ascoltatori. Ecco, la flessibilità, che è l'altra parola, no? Giustamente tu hai detto stamani la parola chiave è zavorra, che significa tornare, peraltro chiedo una tua opinione anche su questo, ma il motivo, diciamo, per cui si giustificarono le privatizzazioni famose degli anni 90, proprio prima abbiamo parlato di una vicenda che riguarda Hera, e che chiama in causa Tommaso Tommasi di Vignano, no? Che fu l'uomo alla quale fu delegata da Prodi all'epoca la privatizzazione Telecom e anche a margine l'affare Telecom Serbia, no? Quella stagione là di privatizzazioni degli anni 90 è passata senza lasciare traccia se non negativa sul bilancio pubblico e sulla politica industriale italiana, secondo me, ma su questo chiedo la tua opinione, Tino, perché mi pare che continuare a dire, come si fece all'epoca, dobbiamo appunto liberarci dalle zavorre, affrontare il problema del debito pubblico, mettere a posto i conti pubblici, vendendo, cioè svendendo e privatizzando, non ha portato grande giovamento alla finanza pubblica italiana, anzi abbiamo mano a mano visto il debito pubblico continuare a crescere e l'economia reale andare sempre più indietro, tanto che sotto Mario Monti e ancora oggi abbiamo il record nel famoso rapporto fra debito e prodotto interno lordo. Allora, secondo te, siamo alla vigilia di un'altra stagione che poi si rivelerà da qui a un breve futuro essere fallimentare come lo fu quella degli anni 90? Cioè, vendo per risolvere il debito, ma poi mi trovo peggio di prima. Il fatto che quelle vendite non abbiano dato i risultati a cui si puntava lo dimostra il continuo aumento che c'è stato nel rapporto debito-PIL. Quelle vendite venivano fatte proprio per usare l'incasso e destinarlo, si diceva, all'abbattimento del debito. Il debito invece è continuato ad aumentare ed è aumentato moltissimo in questi anni per una ragione molto semplice. Siccome il governo non ha diciamo così, contrastato fin dall'inizio la politica di austerità europea, anzi con Monti l'ha addirittura moltiplicata in Italia, il risultato è stato quello di deprimere l'economia. Deprimere l'economia significa deprimere il PIL, ridurre il PIL, quindi anche se il debito è aumentato, diciamo così, in quantità, non tantissimo, ma il PIL è rimasto fermo, in percentuale questo aumento è stato tale da colpire i mercati in senso negativo e non sarà certamente vendendo il 5% dell'ENI, che secondo le previsioni potrebbe fruttare 3,65 miliardi su 2.146 miliardi di debito pubblico che abbiamo oggi, cioè è meno di una goccia nel mare. Quindi Tino, se io prendo per buono il fatto, questo è incontestabile, no? Perché se io anche dovessi, come è obiettivo a quanto pare del governo Renzi, introitare, incamerare ogni anno 11 miliardi da qui ai prossimi 3 anni da privatizzazioni, certamente non aggredisco il debito pubblico, gli faccio un buffetto, ma neanche al debito pubblico. Però allora mi domando, perché faccio una scelta di questo tipo? Tra l'altro tu hai citato l'ENI, insomma, un'azienda strategica importantissima per l'Italia. Allora, è un'alternativa, diciamo così, imposta dalla valutazione politica. Lo racconta oggi aumentare ancora le tasse. Lo racconta oggi la pressione fiscale in Italia è tra le più alte in Europa, mettendo insieme tutto è la più alta oggi in Europa. Il governo si rende perfettamente conto che non può contraddire un'impostazione di partenza in base alla quale ha restituito addirittura 80 euro a 10 milioni di persone dicendo vogliamo tagliare il cuneo fiscale e ridurre le tasse a chi lavora. Purtroppo tutto questo dovrà essere, diciamo così, rimangiato da qui a qualche mese, quando se tutto va come sta andando si dovrà fare una manovra
compresa fra 10 e 20 miliardi per aggiustare i conti. No, perché poi è stata non bastando le privatizzazioni, si dovranno toccare nuovamente le imposte che apparentemente il governo non tocca, ma in realtà ogni giorno ce n'è una piccolina e sommate oramai fanno una vera e propria imposta patrimoniale. Ecco, no, perché stavo dicendo, Tino, il risultato di tutto questo parlare di flessibilità che è stata venduta all'opinione pubblica come, diciamo, meno austerità, meno rigore fiscale, eccetera, è che ci troviamo dopo l'estate con una manovra la cui entità è variabile tra i 10 e i 30 miliardi a seconda dei conti, però è un apparente paradosso questo, cioè ti vendo la merce flessibilità, che vuol dire meno rigore fiscale, quindi più respiro per i cittadini, imprese, eccetera, al contrario poi mi trovo a fare i conti con una manovra correttiva ulteriore di finanza pubblica. Ma questo è il classico modo, diciamo così, di operare della generazione Erasmus Pinocchio. Parla di flessibilità sapendo che in realtà deve fare l'esatto contrario. I 10 miliardi di euro distribuiti con il bonus da 80 euro dovranno essere recuperati con aumenti di tasse. C'è poco da fare. Però tu notavi, l'abbiamo letto stamattina in rassegna stampa, Tino, nel tuo articolo su Italia Oggi, che c'è qualche segnale più o meno debole, come direbbe Riccardo Ruggeri, c'è qualche segnale di cambiamento di atteggiamento anche da parte dei giornali che finora sono stati gli aedi, i cantori di Renzi, nei confronti del Presidente del Consiglio. Repubblica con Massimo Giannini, vice direttore, l'altro giorno è stata molto pesante nei confronti di Renzi. Anche il Corriere non ci è andato giù tena, ha detto in sostanza ci troveremo a far fronte a ottobre con una manovra, bisogna far quadrare i conti, eccetera, eccetera. E Repubblica rincara la dose con Federico Fubini, no? Sì. Oggi. Quindi, ma lo stesso Fubini che oggi dice che bisogna buttare la zavorra e vendere alcuni gioielli di questo Stato. Cosa significa secondo te? Questi distinguo che vengono presi da coloro che fino a ieri cantavano Renzi come il non plus ultra? È cominciata la stagione del disincanto. Dopo i primi 100 giorni in cui si dovevano fare ogni mese una riforma e non si è fatto assolutamente nulla tranne gli 80 euro, per cui l'agenda, il cronoprogramma famoso delle riforme è stato dilatato da 100 a 1000 giorni, questo porta a un disincanto notevole, soprattutto quando si vede che la prima riforma che hanno tentato di scrivere, quella della pubblica amministrazione, si è rivelata un coacervo di norme scritte male, di dubbia costituzionalità, completamente bocciate a blocchi dall'ufficio giuridico del Quirinale, che ha riscritto dalla prima all'ultima riga la legge, spacchettandola in 2 provvedimenti distinti, e questo comporta, diciamo così, una bocciatura di fatto della competenza sia della Madia, che è il ministro competente, ma anche del governo, che aveva mandato al Quirinale un provvedimento ridicolo come questo. E se questa è la prima riforma che riescono a scrivere, figuriamoci le altre. Ma quella della giustizia, con i suoi 12 punti, è stata diciamo così un'altra delusione per chi magari in chiave giustizialista si aspettava che Renzi aggredisse subito la questione del falso in bilancio, ripristinasse tutta una serie di norme dure sostanzialmente, no? E questo Renzi non l'ha fatto perché gli manca la competenza a lui e ai suoi ministri, e non hanno, secondo me, un buon rapporto con quei giuristi di palazzo che purtroppo hanno fatto il bello e il brutto tempo in tutti questi anni. Renzi, probabilmente anche con qualche motivazione giusta, diffida di questa gente, ma il risultato è che lui non ha saputo dotarsi di nessuna alternativa da questo punto di vista, e quindi è un governo che le riforme non le sa fare, e i poteri forti e i loro giornali, che comunque su alcune leggi non accettano rinvii o comunque giochi dilettanteschi, cominciano a prendere le distanze e hanno dato via la stagione del disincanto. Il consenso per Renzi rimane tuttavia altissimo, perché l'opinione pubblica ha dei, diciamo così,
dei tempi un po' diversi da quelli degli editorialisti e quindi guarda più le immagini televisive, guarda più le promesse che Renzi riesce a fare a porta dopo aver disertato la conferenza stampa in Europa, e quindi pensa di avere trovato, come dice Berlusconi, un leader vero sotto il cavolo. Ecco Tino, tu hai citato il fatto che Renzi alla fine di questa settimana, peraltro al netto del fatto che la presidenza semestrale di turno dell'Unione Europea è poco più del nulla, no? Tu hai scritto l'altro giorno, è un pennacchio sostanzialmente, è una cosa che ha un valore pratico prossimo allo zero, tocca a tutti, quindi diciamo da un punto di vista di contenuti politici lasciamo perdere, però al netto di questo il fatto che al termine del discorso Renzi abbia preso e sia corso da Bruno Vespa non è sembrato un bel segnale, no? No, a mio parere la fuga da Strasburgo, disertando la conferenza stampa con Schulz e con Barroso per correre a fare porta a porta, è un segno di debolezza. Renzi si è reso conto dalle critiche che ha ricevuto su Repubblica e sul Corriere della Sera, che sono i primi due quotidiani in Italia e hanno la loro importanza, si è reso conto che il consenso che ha avuto finora a 360 gradi cominciava ad essere eroso da critiche molto motivate, le randellate di domenica scorsa di Eugenio Scalfari che ha elencato tutti i suoi fallimenti, e poi il Corriere della Sera che dedica quasi un'intera pagina per fare il contropelo ai conti pubblici e scopre che sono pieni di buchi e quindi sarà necessaria una manovra. Adesso la Repubblica che dice che siccome i conti non sono a posto bisogna cominciare a vendere l'argenteria. Tutte queste cose dimostrano che lui il consenso che aveva prima su questi giornali non ce l'ha più, quindi ha bisogno più che mai della televisione, e correre da Vespa con una porta a porta non alle 11:30 di sera ma in prima serata per fare le solite promesse era per lui una cosa troppo importante. La scusa era l'inizio del semestre europeo, ma in realtà lui aveva bisogno di partire come dire in quarta per rilanciare i suoi segnali in un momento in cui in realtà comincia ad accusare dei colpi. Del resto il semestre italiano in Europa deve fare i conti con l'abilità dei tedeschi, avrete letto tutti nei giorni scorsi che praticamente in questo momento al vertice delle istituzioni europee ci sono ben 7 tedeschi che occupano posizioni chiave. È una posizione chiave quella di Schulz al Parlamento europeo, però bisogna ricordare che 3 dei capogruppi dei principali partiti che ci sono nel Parlamento sono tedeschi, i Popolari, i Verdi e i Linke. Il segretario dell'Assemblea di Strasburgo è tedesco, quindi abbiamo 5 tedeschi al Parlamento europeo, e i tedeschi sono il presidente della Banca dei Regolamenti Internazionali e il presidente dell'ESME, che è il fondo salva euro, il presidente della Banca Europea degli Investimenti, non dei regolamenti, degli investimenti, che è uno strumento fondamentale per fare investimenti di rilancio dell'economia, e dovrebbe essere lo strumento a cui l'Italia si dovrebbe interessare di più, a mio parere, se Renzi vuole fare una politica di tipo neo-keynesiano. Purtroppo noi non abbiamo neanche un solo nome, non c'è un solo italiano che conti, nonostante il semestre a guida italiana, in tutta la struttura europea. E se la ministra Mogherini farà la ministra... L'unico posto che ci sarà assegnato Mogherini. Sarà quello della Mogherini, che già da adesso è dimostrato non conta nulla, perché l'altro giorno hanno fatto una riunione strategica in Europa, 4 ministri per la vicenda ucraina, c'erano il ministro ucraino degli esteri, il ministro russo degli esteri e i ministri degli esteri francese e tedesco, ma la Mogherini italiana, candidata a fare l'alto rappresentante per la politica estera dell'Europa, non era stata neppure informata. Ecco, questo ti dà il quadro, del resto, diciamo così, dell'assoluto, secondo me, dilettantismo della generazione Erasmus Pinocchio che governa l'Italia e che si illude di poter cambiare verso l'Europa. In questa settimana, a proposito di dilettanti e di persone solide e di istituzioni e di paesi solidi, tu ci hai raccontato dalle colonne di Italia Oggi, attraverso un angolo di visuale particolare, quello del settore energetico, che differenza c'è fra il dire e il fare, no?
perché da quel punto di vista particolare tu hai notato, sono un paio di articoli almeno questa settimana di estremo interesse secondo me, che se si va a guardare quel settore, di cui abbiamo peraltro parlato anche nella nostra precedente conversazione, ed è un settore ovviamente cruciale, strategico, lì si capisce benissimo che differenza c'è fra il dire e il fare, cioè tra gli slogan del premier Renzi e invece chi è capace di difenderlo davvero il famoso interesse nazionale, come sta facendo la Germania. Perché? Cos'è successo, Tino, in questo settore chiave dell'energia che ti ha condotto a questa conclusione? Da una parte gli slogan, dall'altra invece chi è veramente capace di difendere l'interesse nazionale. La cosa diciamo così, è semplice da spiegare. Senza perdere neppure un minuto di tempo, appena è stato insediato Juncker al vertice della Commissione dell'Unione Europea, la Germania ha immediatamente, con tutti i suoi esponenti, sostenuto la necessità di riconfermare alla guida del Dicastero europeo dell'economia Günther Oettinger, che è un tedesco dello stesso partito della Merkel. Perché? Perché l'energia? Perché l'energia è un settore strategico in ogni paese industriale. Senza l'energia tu non accendi la luce in casa, non fai funzionare le fabbriche, non funzionerebbero i telefoni. Oggi nella società informatica non funzionerebbe più neppure un computer, un telefonino, un tablet, sarebbe un disastro totale, no? E quindi avere il controllo dell'energia, avere soprattutto la sicurezza che nell'energia tu riesci a difendere nello stesso tempo la sovranità nazionale e gli interessi del tuo paese è strategico. E la Germania in questa si è mossa, diciamo così, con grande abilità. Da quando hanno ricostituito la grande coalizione per fare il governo, hanno fuso in un unico dicastero l'economia e l'energia. A capo del ministero è stato messo Sigmar Gabriel, che è il presidente della socialdemocrazia, quindi l'uomo più importante del partito alleato della Merkel. È un numero 1 nel suo partito ed è il numero 2 nel governo, perché è vice cancelliere, e siccome sul sistema, diciamo così, di funzionamento delle tariffe energetiche in Germania, la precedente commissione, che scadrà fra 4 mesi obiettivamente, la precedente commissione aveva acceso i suoi diciamo così, riflettori, sospettando degli aiuti di Stato per il fatto che i soldi raccolti per finanziare l'energia verde in realtà servono anche per dare degli sconti alle grandi aziende energivore come la chimica e l'acciaio, mentre scaricano sulle famiglie un onere di 20 miliardi per sostenere questo cambiamento. Ecco, su tutto questo la Commissione aveva aperto un'indagine per sospetto aiuto di Stato che è vietato. E Sigmar Gabriel, di fronte all'ennesima lettera che chiedeva chiarimenti, è andato a un convegno degli industriali, ha alzato la voce, ha detto a Bruxelles: smettetela di giocare col fuoco, perché le vostre richieste significano che non è un giro di parole, avviare la deindustrializzazione della Germania. Ecco, per me, io leggendo queste cose sui siti internazionali, mi sono reso conto dell'abilità del fare politica dei tedeschi, che non sono, diciamo, Satana, machiavellici come noi pensiamo. Pensiamo che machiavellico sia soltanto Renzi, ma no, signori, questi hanno studiato Machiavelli e lo sanno applicare meglio di noi. Questa è la sostanza. Per cui l'Unione Europea non ha minimamente replicato a quelle bordate di Sigmar Gabriel, non solo, ma la Germania, infischiandosene di tutti i veti posti finora dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti nei confronti della costruzione e dell'importazione del gas russo, ha continuato tranquillamente i suoi rapporti con Putin. Vedi l'abbraccio Schröder-Putin nel giorno del compleanno di Putin, e il Nord Stream, che è il gasdotto, diciamo così, Russia-Germania, parallelo Russia-Germania, che corre sotto il mare, che doveva essere il parallelo del South Stream. Loro l'hanno costruito a tempo di record, è già entrato in funzione, e per l'anno prossimo non prevedono di ridurre nemmeno di 1 metro cubo le importazioni di gas dalla Russia, che secondo gli Stati Uniti costituiscono il vero asset che sostiene il potere di Putin e della Russia. Ma quindi di fatto, questo è verissimo. Di fatto, Tino, la Germania sa offrire un'alternativa, e la Germania, di fronte alle chiacchiere propagandistiche,
fa i fatti. Ecco, di fatto quindi la Germania ha un rapporto solido, strategico, politico, economico, energetico con la Russia, a prescindere dagli slogan, no? Di fatto è così. Certo, fanno perché i loro ciò interessi. corrisponde al suo interesse nazionale. Esatto. A questa famosa discussione sull'interesse nazionale poi bisogna vederla negli atti pratici, perché altrimenti, non lo so, mi sembra che poi leggere dichiarazioni come quella della ministra Mogherini che ho letto prima, è sbagliato, dice la Mogherini, avere l'idea che l'Italia e i paesi del sud Europa siano contro quelli del nord perché abbiamo obiettivi comuni. Insomma, fino a un certo punto, perché se uno guarda la realtà, ed è giusto che sia così secondo me, perché se io eleggo un governo nazionale, presumo da cittadino elettore che quello debba fare i miei interessi in primis, no? Esatto. E non raccontare favole tipo abbiamo obiettivi comuni, l'Italia e i paesi del sud Europa sono uguali a quelli del nord. Non sono uguali, e non sono uguali neanche i loro interessi. E per di più, chi li fa valere i propri interessi viene rispettato, perché gli Stati Uniti, tu hai scritto questa settimana, hai documentato, non hanno eccepito nulla rispetto a questo rapporto fra Germania e Russia, che invece si vuole impedire a tutti i costi per la realizzazione dell'altro gasdotto, quello di cui avevamo parlato, il South Stream. Quindi si mandano 3 senatori a fare pressione in Bulgaria, si è forti con i deboli, per carità, potrà dire qualcuno, però se uno l'interesse nazionale suo lo sa difendere, guadagna anche credibilità, perché gli Stati Uniti non hanno eccepito, no? Alcunché sulla politica della Germania. Certo, la Germania non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e difende benissimo la sovranità nazionale su questioni strategiche come sono la moneta e l'energia, cosa che secondo me l'Italia non sta facendo altrettanto bene. Noi sul piano dell'energia ci siamo sostanzialmente arresi senza dirlo di fronte al blocco del South Stream, e sul piano della moneta, che è una moneta comune europea, che presuppone di avere in comune in questo momento la gestione delle riserve monetarie, ma non riesce ad andare al di là di questo asset della Banca Centrale Europea. Non c'è una politica di bilancio comune, non c'è una politica fiscale e non c'è una politica dell'energia comune, quindi non si vede perché l'Italia debba sottostare ai veti dell'Unione Europea, della Commissione, visto che ha rifiutato questi stessi veti su questioni ancora più modeste come gli aiuti di Stato, la Germania, ed è stato sufficiente che facesse la voce grossa. Chiaramente c'è una diversa credibilità, c'è un diverso peso. È chiaro che se uno poi ha gli uomini suoi dentro le direzioni europee, nelle strutture, nei gangli veri della burocrazia di Bruxelles e di Strasburgo, e riesce a far passare i suoi messaggi e i suoi desideri più efficacemente che non altri che parlano di generazione Erasmus, Telemaco e richiami, diciamo così, alla mitologia greca, di cui secondo me più di metà del Parlamento europeo attuale, non vorrei fare un errore di presunzione, ma credo che ignori l'esistenza. Cioè Telemaco, la gente si sarà detto: ma chi è questo Telemaco? Una subsocietà di qualche compagnia di telecomunicazioni. Tino, l'ultima cosa volevo chiederti, però se la situazione è questa, e se è una finzione retorica dire abbiamo tutti degli obiettivi comuni, nord e sud Europa, diversi paesi eccetera, però allora la sensazione che uno ne ricava invece andando a guardare le politiche concrete, gli interessi concreti difesi dai vari paesi, dai forti, dai deboli, legittimamente dico io, perché alla fin fine poi il concetto base di democrazia dovrebbe essere legato anche alla comunità politica che ti elegge, che ti vota più direttamente, no? Però se andiamo a guardare la realtà, allora uno diceva stiamo vivendo sotto una grandissima finzione. La finzione è quella dell'Unione Europea, venduta come se fosse uno Stato che probabilmente non riuscirà mai ad essere, e però nel contempo vincolata pesantemente sotto l'aspetto monetario, quindi anche finanziario, bancario. Quindi c'è una divaricazione enorme, diciamo, tra la sfera politica, che è quella della difesa legittima degli interessi, perché questo anche è la politica, se non soprattutto, e quella che invece è la gestione poi degli aspetti economici, monetari, fiscali per noi, perché io credo che il cittadino normale, contribuente,
abbia sperimentato soprattutto in questi anni di Europa, fra virgolette, l'aspetto fiscale. Noi siamo in una condizione nella quale ci viene chiesto sempre di più, che è il segnale che qualcosa non va. Allora, in definitiva, questo volevo chiedere la tua opinione su questo, ma conviene andare avanti in questa, secondo me, perniciosa finzione, o conviene prendere atto della realtà e dire, insomma, abbiamo sbagliato, mettiamo a posto le cose? Perché la strada mi pare foriera soltanto di negatività. Tutto quello che dici è assolutamente vero, e chiaramente se uno usa soltanto il metro del buonsenso dice non si può andare avanti così. Ma perché non si può andare avanti così? Perché purtroppo la democrazia in Europa si sta rivelando una grande finzione, come si è già visto in America. Un premio Nobel, di cui mi sto leggendo le opere che stimo molto, Joseph Stiglitz, spiega molto bene che sia in America sia in Europa le grandi diciamo così, istituzioni, la Commissione Europea e la Banca Centrale, tanto per dire nome e cognome, stanno facendo gli interessi dell'1%, diciamo così, più ricco, i banchieri delle banche too big to fail, troppo grandi per fallire, quindi anche la BCE, fanno gli interessi di questi grandi gruppi finanziari che sono stati gli artefici veri che hanno provocato la crisi del 2008 e non ne hanno pagato nessun prezzo. Il prezzo di quella crisi enorme è stato scaricato sul 99% restante della società, con aumenti delle tasse, sacrifici, perdite di posto di lavoro, recessione, eccetera, eccetera, perché i soldi sono serviti a tappare i buchi nelle banche, i famosi fondi Stato, i fondi salva-Stato che in realtà erano salvabanche, servivano a questi, e tutto questo processo non è ancora finito. Quindi non è semplice cambiare questo andazzo finché gli interessi di questo 1% vengono sostanzialmente tutelati dalle istituzioni europee e della Banca Centrale prima e meglio che non gli interessi del 99%. Come si potrà cambiare tutto questo? Secondo me si può cambiare denunciando, smascherando il gioco in tutte le sue forme, costringere la politica a fare perlomeno una o due scelte strategiche vere. A mio parere la prima vera scelta strategica da fare in Europa è superare le banche, diciamo così, speculative dalle banche commerciali, dalle banche ordinarie, quelle che stanno che danno il credito, dove ciascuno porta i soldi, perché l'avere messo insieme queste due banche, prima in America e poi in Europa, ha portato alle grandi speculazioni finanziarie che hanno prodotto la crisi che sappiamo. Gli Stati Uniti dopo la crisi del 2008 hanno capito la lezione e a gennaio di quest'anno con la Volcker Rule, cioè con una legge votata dal Congresso, hanno ripristinato la divisione tra la banca speculativa e la banca commerciale. La banca speculativa è quella che Tremonti chiamava praticamente la banca casino. Sono banche dove si fanno scommesse gigantesche di miliardi di dollari o di euro sui derivati. I derivati non sono azioni di imprese che esistono fisicamente, sono scommesse sugli indici azionari, sui prezzi, sulle cose più fantasiose. Chi perde la scommessa poi deve metterci dei soldi veri, e in questo modo banche importanti si sono quasi rovinate e altre sono ancora in difficoltà, tant'è che Draghi ieri diceva 1.000 miliardi. Gli stress test dovremo comunque chiudere delle banche, e guardate che non è una minaccia da poco, perché quando si tratterà di chiudere delle banche, per i clienti che ci stanno dentro saranno problemi molto seri per riavere almeno una parte dei loro soldi. Ecco, io penso che prima di arrivare a questo disastro sociale che sarebbe che comporta in prospettiva la distruzione del welfare che abbiamo costruito in Europa, prima di arrivare a questo bisogna al più presto dividere le banche casino dalle banche che fanno attività commerciale seria, tradizionale, vera. Se non si fa questo, tutto il resto, secondo me, è pura finzione, è, diciamo così, un tentativo di fermare il fiume
con le mani e non ci si riuscirà mai. Bene, io ringrazio Tino Oldani che è stato con noi, continueremo a leggere i suoi articoli su Italia Oggi. Grazie Tino, ti auguro buon lavoro, buon pomeriggio e buona fine di settimana. Grazie. Grazie a voi e scusate se sono stato magari un po' lungo su alcune cose. Assolutamente no, grazie ancora a Tino Oldani. Buona giornata ancora. Chopin La Mazurka, opera 17, numero 2, e sempre nell'interpretazione di Arthur Rubinstein. Chiudiamo con uno sguardo alla prima pagina dell'ANSA aggiornata a questo momento. La spesa delle famiglie torna a crescere dopo 2 anni. Fino all'altro giorno eravamo in crisi nera, allegri perché il potere d'acquisto delle famiglie è aumentato, anzi no. La notizia è double face, la spesa delle famiglie torna a crescere, ma il potere d'acquisto è in calo. Il rapporto deficit prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2014 è risultato pari al 6,6%, in miglioramento di alcuni punti percentuali rispetto al 2013, dice l'Istat, che ricorda che il dato non tiene conto delle operazioni di swap. Capito? E se non avete capito, fa niente, fate finta di capire. Del duo Mogherini-Padoan, a proposito della Germania, non c'è crisi, si discute, siamo amici, l'abbiamo già detto. E poi sempre dalla prima pagina dell'ANSA di questa mattina, F-35, il Pentagono lascia a terra la flotta per problemi di sicurezza. Sono gli stessi aerei che l'Italia dovrebbe comprare per numerosi miliardi di euro. Il Pentagono li ha lasciati a terra e avevano già manifestato in passato problemi di sicurezza. Con ciò noi ci salutiamo, buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio, buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca.